Confagricoltura Veneto è l'espressione territoriale del mondo agricolo ed è con Confagricoltura Nazionale la prima associazione agricola per data di nascita e tradizione più che centenaria. Con orgoglio può definirsi l'organizzazione di rappresentanza dell'impresa agricola a tutela della funzione economica e sociale nelle sue espressioni più qualificanti: capacità di creare lavoro e benessere, fiducia nella libera iniziativa, preparazione e impegno professionale. Ma per mantenere queste prerogative, Confagricoltura chiede che la politica agricola del nostro Paese sia in grado di far fronte alle esigenze del nostro patrimonio agricolo, perché purtroppo non è sempre così. Ed è quello che è emerso dall'assemblea di Villarvedi. Ci chiediamo quale organizzazione sia più opportuna, quale governance deve darsi lo Stato per meglio centrare gli obiettivi che l'agricoltura richiede. Siamo entrati in una stagione di riforme, una volontà forte espressa da questo governo di riformare alcuni aspetti dello Stato. Vediamo quanto impegno e quanta determinazione stia mettendo il governo nel riformare la legge elettorale, anche pagando a caro prezzo delle dinamiche, delle tensioni all'interno della stessa maggioranza. Quindi una stagione di riforme che andrà a rivedere l'organigramma e la struttura dello Stato. Noi ci chiediamo dal punto di vista dell'agricoltura quale momento e quale organizzazione sia meglio per avvenire, centrare appunto gli obiettivi che richiede il nostro settore. Nel corso dei lavori, assente il ministro delle politiche agricole e con l'intervento di Paolo De Castro in videoconferenza, è emerso a più riprese l'inadeguatezza delle politiche agricole dell'Europa che con le sanzioni alla Russia penalizzano fortemente il mondo agricolo. La politica agricola comunitaria ha seguito delle strategie che hanno portato a una riforma agricola che stiamo appunto iniziando quest'anno ad applicare, secondo noi già superata. La dice lunga il fatto che ormai tutti sono più orientati e concentrati sulla riforma di medio termine, dandosi quasi per rassegnati a che questa riforma non sia adeguata alle esigenze. Pensiamo agli obiettivi che si era posta questa riforma, che era quella della semplificazione, e anzi sarà più complicata probabilmente questa PAC. Beh, il rapporto con l'Europa non è sempre roseo, perché la burocrazia europea anche su questa nuova programmazione è molto pesante. Abbiamo chiesto una semplificazione degli atti amministrativi, non è successo questo, quindi dobbiamo fare di necessità virtù e in qualche modo snellire noi stessi non solamente la costruzione dei bandi ma anche tutte le politiche legate agli investimenti. È un peccato, secondo me si dovrebbe dare più forza agli ambiti ottimali come sono quelli regionali, magari anche sovraregionali, per poter essere più competitivi e anche più omogenei nelle scelte strategiche. Rimanendo in ambito veneto, l'affollata assemblea di Confagricoltura ha valutato da più angolazioni i programmi di sviluppo e innovazione, pur necessari per mantenere gli obiettivi di eccellenza delle nostre imprese agricole. Ma come mantenere questi livelli? Abbiamo bisogno di una ricerca e sperimentazione veneta che dia risposte e indicazioni chiare alle aziende per poter essere al passo con le esigenze dei consumatori, con le esigenze del commercio che deve intrecciare, deve intersecare le esigenze appunto di un commercio che si muove su scala mondiale. Beh, intanto l'eccellenza del Veneto in agricoltura e nell'agroalimentare non è data dalla politica ma è data dagli imprenditori. Più gli imprenditori sono capaci di stare nel mercato, innovare, aggregarsi, più sono in grado poi di rimanere competitivi come sistema, ed è quello che in qualche modo abbiamo disegnato anche attraverso il piano di sviluppo rurale, che è 1 miliardo e 200 milioni di euro. Molto di queste risorse sono dedicate proprio agli investimenti aziendali, proprio perché pensiamo che il sistema delle imprese possa loro stesse essere importanti sia per la competitività, sia per gli investimenti, sia come sistema veneto, perché possa rimanere sempre più competitivo. Il resto, come mi diceva, delle eccellenze sta veramente patendo moltissimo, un po' per questioni di origine sanitaria come l'olio,
e molto per motivi invece molti problemi invece arrivano da questioni di tipo commerciale e quindi di redditività. La politica ha pensato di lasciare assolutamente ingovernata la situazione economica e quindi la costruzione dei prezzi. La produzione arriva sempre di meno, lungo il resto della filiera si vanno a distribuire marginalità che un tempo appunto andavano anche alla produzione.